Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Lo avete già capito, immagino. Avete già riconosciuto questa bellissima località siciliana. Siamo in una delle spiagge più amate dai turisti. E allora fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo nella bellissima Cefalù. Siamo in provincia di Palermo e siamo in questo borgo sul mare. Lì davanti a noi il centro storico, con le caratteristiche casette che si affacciano sul mare, e poi da qui riusciamo anche a vedere le due torri del Duomo, li vediamo lì in fondo. Allora, raccontateci se conoscete questa località siciliana. Ma fateci sapere anche semplicemente da dove ci state guardando. Questa è la nostra bella Sicilia e noi vi portiamo in giro per scoprire questa terra fantastica, questa isola incantevole, ricca di luoghi stupendi come questo. Una delle spiagge più amate anche per la caratteristica del mare, vedete il fondale fatto di sabbia finissima, dorata, ma soprattutto si riesce a camminare per tantissimi metri toccando sempre, quindi ideale per chi non sa nuotare, ma anche per i più piccoli o chi vuole semplicemente rilassarsi in acqua in tutta sicurezza. Acqua oggi caldissima, fuori c'è una temperatura che supera i 30 gradi, abbiamo toccato anche un picco di 35 gradi. Fateci sapere quindi da dove ci guardate, fateci sapere anche qual è la temperatura dalle vostre parti e raccontateci quali sono le spiagge più amate, più apprezzate in Sicilia. Guardate, siamo a decine e decine di metri di distanza dalla spiaggia e tocchiamo tranquillamente, vedete, riusciamo a camminare qui a mare. Questa è una delle caratteristiche di questa località. Un saluto a tutti gli amici che sono collegati. Allora vi portiamo con noi, il nostro team di Vivo in Sicilia, di Bella Sicilia, in Onda TV, vi porta a scoprire e a vivere le esperienze. Naturalmente per chi ama questa parte della Sicilia, in estate venite a fare un bagno qui a mare in questo bellissimo luogo. Lì in fondo vediamo il molo vecchio della città e poi vi invitiamo anche a visitare i borghi che si trovano a pochi minuti di distanza da qui. Alcuni di questi fanno parte anche del circuito Bella Sicilia, il circuito turistico promosso dall'associazione Vivo in Sicilia, che mette in rete quei comuni che hanno voglia di crescere, che puntano sull'ospitalità e sulle loro ricchezze anche della tradizione. Allora, scrivete nei commenti da dove siete collegati e noi vi mostriamo ancora per qualche minuto questo bellissimo mare. Vi dicevo, visitate anche Isnello, si trova a pochi chilometri da qui, nelle Madonie, ma poi Geraci Siculo. Stati qualche settimana fa per vivere l'esperienza della tozziatura. Abbiamo incontrato anche tanti giovani pastori che amano fare il lavoro tramandato dai loro genitori. E poi ancora Petrelia Soprana, uno dei borghi che vi invitiamo quindi da visitare insieme a tanti altri qui nelle Madonie, e c'è anche Gangi, quindi mare e montagna in questa parte della Sicilia. Salutiamo tutti gli amici che ci scrivono anche dall'estero. Vedete, si tocca tranquillamente, si può camminare quindi dentro l'acqua per decine e decine di metri. Questa è una delle caratteristiche di Cefalù. Questa è la nostra bella Sicilia.
raccontateci quali sono le spiagge che amate in questa isola, raccontateci anche quali sono le vostre esperienze che avete già vissuto, che avete voglia di vivere in questa estate, in questa stagione estiva. Ciao Franca, ciao Maria, ci mando un cuore, Cefalù, sì? Vedete, la spiaggia è affollata, si fa un po' fatica a trovare un posticino nella spiaggia libera, però alla fine ne vale la pena. C'è chi gioca anche in mare. Ciao Salvatore, Sicilia nel cuore, sempre come noi. Ciao Patrizia, fateci sapere da dove siete collegati amici. Stiamo ancora qualche minuto in live e poi ci godiamo appieno questo mare. Ho fatto fatica a trovare un posticino in spiaggia oggi, dicevo che ci sono tante persone, vedete, ogni centimetro è occupato dagli ombrelloni. Salutiamo Maria, salutiamo Adriana, salutiamo Anna Maria, ci abbiamo dei cuori anche dall'estero, non so da dove, noi vi ricambiamo con queste bellissime immagini. E dal Canada, ciao che bello! Allora, questo è il mare di Cefalù, questa è la spiaggia di Cefalù, questa è la nostra bella Sicilia. Venite a trovarci, venite a trascorrere qualche giornata estate in questo mare e poi andate a scoprire le Madonie bellissime con i borghi dove si vive ancora l'atmosfera dell'ospitalità siciliana, quindi ricordate di andare a scoprire i comuni che hanno aderito al nostro circuito, al circuito turistico Bella Sicilia. Sono tanti questi comuni, ci sono anche tanti programmi in questa estate, quindi magari seguiteci in pagina e vi terremo aggiornati. Ci arriva anche un abbraccio dal Brasile, poi dal Lussemburgo. Allora amici, un caro saluto a tutti voi, ci vediamo presto in pagina con tanti altri video. Intanto andate a vedere anche i video che abbiamo pubblicato, perché in pagina trovate anche altri video realizzati proprio qui vicino a Geraci Siculo con il pane cunzato alla siciliana, e poi abbiamo fatto anche un panino tipico, è stato oggi
nel Messinese. Ciao a tutti e naturalmente buona estate. Buona estate in Sicilia. Un abbraccio da Daniele, da tutto il team di Vivo in Sicilia, Bella Sicilia, Onda TV. E naturalmente anche dagli amici di Cibo Doc che vivo mangiando. Ciao ciao!